Gentili amici del Grande Futsal, buon pomeriggio da Gabriele Pappolla e benvenuti al Palapoli. Da qui seguiremo insieme la sfida tra Femminile Molfetta e Bitonto, valida per la penultima giornata del campionato di Serie A Tesis. Prima di iniziare diamo uno sguardo alle formazioni partendo dagli ospiti che si schierano con Ghilardi, Nicoletti, Diana Santos, Lusileia, Brunigna, Coda, Buchicchio, Grieco, Di Vincenzo Valenzano, Torma, De Zio. L'allenatore mister Dino Guarino. Risponde la Femminile Molfetta con Majesca, Enrico, Dell'Ernia, La Torre, Luna, Caballero, Pernazza, Piccinno, Castro, Calè, Ginosa, Bocale. L'allenatore mister Diego Iessi. Gli arbitri dell'incontro il signor Antonio Carnazza di Taranto, Paolo De Lorenzo di Brindisi. Al crono Luigi Musci. Della sezione di Molfetta, squadra in campo per il classico saluto prepartita. Bitonto terzo in classifica con 45 punti, già certo del suo piazzamento nella griglia playoff. Il Molfetta di punti ne ha, ma è già certo della salvezza, della permanenza nel campionato di Serie A. Bitonto reduce dal KO in Coppa Italia ai quarti di finale ai rigori per mano del Tiki-Taka. In campionato sono 4 invece i risultati utili consecutivi per la formazione neroverde. Nell'ultimo turno di campionato il Molfetta invece ha perso in casa della Women Roma, sconfitta dicevamo indolore perché è arrivata il giorno dopo la sconfitta del Montesilvano e che ha dunque decretato la salvezza della Femminile Molfetta, che oggi gioca con un pensiero speciale ad un giovane tifoso che in queste settimane sta combattendo la partita più importante. E allora ci uniamo anche noi all'abbraccio a Francesco Pio, così come tutta la Femminile Molfetta. L'abbraccio del popolo bitontino invece per Mayra Badessa, giocatrice dell'Under 19, che nella finale di Coppa Italia Under 19 a Genzano al Pala Cesaroni ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore. E ovviamente anche noi ci uniamo all'in bocca al lupo per Mayra Badessa e ci auguriamo di vederla presto in campo. Squadre in campo per le foto di rito. Squalificata Cenedese per il Bitonto. Guarino parte con Torma, Diana Santos, Brunigna, Grieco e Lusileia. Vediamo invece le 5 scelte da mister Iessi. Majesca, Castro, Enrico, Calè e Chiara Pernazza, le prime 5 della Femminile Molfetta in questo pomeriggio. C'è già Lusilei a centrocampo con il pallone posizionato per dare il via a questa gara, a questo derby pugliese. Si abbassa il volume della musica, parte adesso Femminile Molfetta Bitonto. È iniziato il derby pugliese con Brunigna che gira da Grieco, centrale Lusileia, poi Diana Santos davanti a sé, Pernazza imbucata centrale per Brunigna, una delle ex di questo incontro. Castro non perfetta nell'uscita, Majesca 2 volte in qualche modo riesce a salvare. Subito pericoloso il Bitonto sull'imperfezione di Castro. Calè alza il pallone per Pernazza. A proposito di ex, lei che col Bitonto ha vinto tutto quest'anno, sposato il progetto Femminile Molfetta. Grieco, Diana Santos, Grieco ancora, Brunigna, Grieco va nello spazio Brunigna, Grieco si appoggia da Diana Santos, cerca il movimento, trova Lusileia, libera in banda, Diana Santos, Brunigna, giro palla delle ospiti con Brunigna ancora, Diana Santos, Grieco, torna indietro la Diana Santos che lascia il pallone per Torma.
Sale Torma, supera il centrocampo, scarica in banda da Greco. Si risistema il Molfetta. Diana Santos allora, con pazienza da Brunigna, centralmente per Greco, quale zona tira, si appoggia da Lusileia, si gira Lusileia, poi Brunigna, anticipata da Castro sul più bello, l'ultimo tocco è di Castro secondo l'arbitro, poi Brunigna ammette il tocco e si prende gli applausi della panchina biancorossa. Bel gesto qui di Brunigna. Majewska alza la testa, c'è il movimento profondo di Calais, cercato ma non trovato. Lusileia, bene Diana Santos, riparte il Bitonto, poi Diana Santos fa una cosa rara per una giocatrice della sua qualità, sbaglia un passaggio. Possesso perso dal Bitonto, è andato via il primo minuto e mezzo. Castro, ancora pressata da Lusileia, ancora un po' in difficoltà la 12 biancorossa. Calais per Enrico, avanza Greco, sporca il passaggio per Pernazza e perfeziona il recupero. Diana Santos, Greco, Diana Santos contro Pernazza, per un attimo Pernazza, arriva Torma in rimessa laterale. Anche lei, ex dell'incontro, è stata determinante nella passata stagione con la maglia del Molfetta per conquistare la salvezza ai play-out. Portiere della nazionale ungherese che adesso rimette in gioco il pallone lasciandolo lì per Diana Santos. Luna e Caballero, le prime due mosse di Mister Iesi. Brunigna, Diana Santos, Lusileia, magia di Lusileia, Lusileia, palla sul fondo. Due minuti, 20 secondi, 0-0, 3 occasioni costruite dal Bitonto. 2 volte brava Majewska, qui è stata invece imprecisa Lusileia, top scorer della stagione bitontina con 20 gol realizzati. Castro, Enrico cerca la giocata in banda, tocca per ultimo Diana Santos. Castro, Pernazza, Calais prova a sfuggire alla marcatura di Brunigna e ci riesce. Castro per Pernazza, è una buona idea. Pernazza controlla, cerca il secondo palo. Brunigna con una buona diagonale difensiva, poi tocca Pernazza, rinvio dal fondo. Diana Santos, Lusileia, Brunigna pressata da Calais, Lusileia ancora, in banda c'è Greco, nello spazio va Brunigna, la cerca Greco, Majewska scorta con lo sguardo il pallone che oltrepassa la linea rossa e termina fuori. Calais, Enrico, Pernazza, gira palla la femminile Molfetta. Pernazza cerca lo spazio alle spalle di Brunigna, troppo lungo questo pallone, facile per Lilla Torma. Brunigna allora, Diana Santos, Brunigna, Lusileia, Greco, Lusileia ancora, Molfetta aspetta e poi adesso va a pressare, costringe di fatto Diana Santos a forzare questa giocata. Castro, Calais, palla brutta di Calais, la legge bene Lusileia, Majewska smanaccia, poi ancora Calais, stavolta passa su Lusileia, poi prova ad autolanciarsi senza fortuna. Diana Santos è zona tiro, cerca il secondo palo dove Alessia Greco porta in vantaggio il Bitonto, sblocca il derby greco. 1-0 per le neroverdi dopo 4 minuti e 6 secondi ha segnato Greco sull'errore in disimpegno del Molfetta. Lucidissima Diana Santos a cercare il secondo palo di lì. Greco non può sbagliare. 1-0 Bitonto, ha segnato Alessia Greco, dentro Caballero e dentro Luna, fuori Calais e fuori Pernazza. Castro, Majewska controlla, va col destro da Enrico che va a millimetri dalla deviazione vincente. Diana Santos, vediamo se adesso il Molfetta alzerà un po' la pressione oppure no. Brunigna la va a prendere Enrico, Diana Santos, Brunigna pressa Enrico, ruba palla, cerca la magia in banda, tocca a Diana per ultimo, rimessa laterale.
per il capitano del Molfetta. Castro calcia sul secondo palo, Brunigna anticipa anche Torma e prova a ripartire. Suolata all'indietro, Diana Santos in banda, c'è Grieco. Non passa su Caballero che tocca il pallone in rimessa laterale. Non d'accordo qui la giocatrice iberica della femminile Molfetta. Brunigna. Torma. Avanza Torma. Cerca e trova Grieco, che poi chiede a Torma di superare il centrocampo. Non si intendono le due. Diana Santos. Grieco. Non passa. Torna indietro da Torma. Brunigna ancora. Luna per un attimo, poi non riesce ad avere il totale controllo della sfera. Rimessa laterale per Diana Santos. Studia il da farsi, chiama ancora Torma che sale. Grieco prova a muovere la difesa biancorossa. Diana Santos, Torma. Lusileia, Diana Santos, Torma torna tra i pali. Brunigna allora all'1 contro 1 con Caballero. Centralmente buono corridoio per Lusileia. Brunigna fermata da Castro, sarà calcio d'angolo per il Bitonto, che dopo il gol continua a spingere. Anche Piccinno e Dell'Ernia in casa Molfetta pronte a fare il proprio debutto in questo pomeriggio. Brunigna batte il corner centralmente, palla che prende una strana traiettoria, Maiesca la blocca, poi perde l'attimo per lanciare Caballero, allora saggiamente riparte da Castro. Luna, Castro, Enrico, Castro, Grieco anticipa tutte, parte Grieco, 3 contro 2, Grieco fermata da Castro. Cercata la palla in banda per Diana Santos, ma secondo me anche il corridoio per calciare la giocatrice della nazionale azzurra. Time out chiamato dal Bitonto. Tornano in campo le due squadre, 6 minuti trascorsi, avanti il Bitonto, decide Grieco dopo il time out di Guarino. C'è questa rimessa laterale, vediamo se ha disegnato uno schema particolare il tecnico. Brunigna, Diana Santos, torna indietro da Torma. Avanza Torma, supera il centrocampo. Lusileia, Torma, Diana Santos. Bella palla per Lusileia, poi Grieco controlla, cerca la palla sul secondo palo. Enrico e Castro perfezionano il disimpegno, lanciano Caballero in 1 contro 1. Diana Santos vince il contrasto, 3 contro 1 da questa parte. Diana Santos da Lusileia, Maiesca, Diana Santos colpisce Brunigna, ma il gol viene annullato per fallo di mano di Brunigna. E questa è la scelta del signor De Lorenzo. Tocco di mano, dice. Incredula Brunigna. Si gioca. Annullato il gol di Brunigna. Dall'altra parte c'è Caballero, fermata da Grieco senza fallo. Grieco chiede scusa, Caballero non felicissima del colpo ricevuto. Un po' di confusione con tutti che protestano. Allora 5 tra Caballero e Grieco. Facciamo un po' di chiarezza. È stato annullato il gol di Brunigna, che di fatto ha parato il tiro a porta vuota di Diana Santos. Poi sul rimpallo ha fatto gol di tacco, ma secondo l'arbitro la parata l'ha fatta con la mano. Brunigna sosteneva invece di averla presa con lo stomaco. Si gioca. Brunigna, gran palla per Valenzano che cerca il secondo palo. Dell'Ernia intercetta in calcio d'angolo. Dentro Susi Nicoletti, fuori Brunigna. Continua a scuotere la testa la 11 del Bitonto.
Calcio d'angolo dunque per Diana Santos. Cerca Grieco che controlla, arma il destro con deviazione. Diana Santos con tanto spazio davanti a sé, calcia forte, calcia sul fondo però. Piccino avanza, scarica da Luna, va in banda Luna, passa per Caballero, Grieco, poi Luna per un attimo, Nicoletti allontana la minaccia, Majesca la chiama, Piccino gliela lascia, Dell'Ernia in parallela per Caballero che passa, Caballero pareggia il Molfetta con il gol numero 14 del campionato di Ilenia Caballero. 1-1, 12:24 da giocare nel primo tempo. Ancora Caballero. 1-1. È stata bravissima ad andare via in banda all'avversaria. Poi a tu per tu con Torma. 1-1. Dunque tutto da rifare per il Bitonto. Nicoletti pressato da Luna. Ha il problema di sbarazzarsi del pallone. Si rifugia da Torma. È partita velocissimo Grieco. Cercata ma impreciso questo suggerimento del portiere ungherese. Dell'Ernia, Piccino, Caballero, 1 contro 1 con Diana Santos che le sbarra la strada, poi Valenzano, Grieco, avanza, calcia, Majesca sul suo palo, Piccino in rimessa laterale. Altra ex dell'incontro, Valeria Valenzano, che ha iniziato questa stagione con la maglia del Molfetta, poi nel mercato invernale si è trasferita al Bitonto, batte Grieco la rimessa laterale, occhio al movimento per liberare Diana Santos, colpita Piccino, poi Dell'Ernia la mette rimessa laterale. Diana Santos calcia, colpisce in pieno Piccino, ancora Diana Santos, palla fuori. È partita Caballero e Majesca l'ha vista, grande lancio di Majesca, Caballero controlla, forse con un braccio, si gioca, rimessa Molfetta. Caballero, Majesca sale centrocampo, calcia sul fondo, c'era nessuna sul secondo palo, era una buona traccia, lancio lungo di Torma per Grieco che controlla, Grieco rimanda avanti il Bitonto, ancora Alessia Grieco sull'assist di Torma, 2-1, derby divertente e il Bitonto torna avanti con Alessia Grieco. Sono 15 gol stagionali per lei. Rientra Lusileia. Non vediamo ancora in campo per il Bitonto Ghilardi. Non sappiamo se è alle prese con qualche problemino fisico. Mentre Brunigna anticipa tutti. Valenzano, prima di lei Caballero, poi Luna lascia Dell'Ernia. 3 contro 2 potenziale del Molfetta. Si pestano un po' i piedi Caballero e Luna. Alla fine è Nicoletti ad avere la meglio. Parte Valenzano. Valenzano in banda, c'è Nicoletti, alza la testa, torna dietro da Lusileia, deviato Valenzano, ancora Valenzano perde l'attimo per calciare, guadagna comunque il possesso perché sarà calcio d'angolo per il Bitonto. Dicevamo, partita molto divertente, occasioni da una parte e dall'altra. Chiaro che entrambe le squadre hanno poco da giocarsi quest'oggi e quindi c'è anche meno tensione. Nicoletti batte la rimessa, cerca l'imbucata, Dell'Ernia per un attimo, Lusileia e poi in qualche modo Majesca, Piccino, Valenzano, Piccino non commette fallo su Valenzano secondo l'arbitro. Dell'Ernia cerca il tiro, facile Torma. Brunigna predica calma. Nicoletti, Brunigna, è il momento di Ginosa intanto per il Molfetta, mentre Valenzano colpisce in pieno volto Piccino. Lusileia in avanti, Brunigna, colpo di testa, tiene in campo il pallone e guadagna rimessa, poi tutto ok dice Brunigna. È sola Valenzano in banda ma non viene servita. Lusileia non passa però sulla pressione di Majesca e di Luna. Caballero, Dell'Ernia in banda, avanza lei, non ha nessuno davanti, ricomincia da Piccino, Caballero, cerco del centrocampo, Piccino, Caballero ancora, in banda, ci riprova Caballero, palo esterno. Sempre un po' di libertà Caballero sulla banda destra del Molfetta.
Da lì è arrivato il gol, da lì è arrivata questa occasione. Lusileia, Nicoletti, parte Nicoletti, Piccino prima di tutte, Piccino fermata da Valenzano, fallo da dietro e cartellino giallo inevitabile secondo il signor De Lorenzo. Resta a terra Piccino. Valenzano va a chiedere scusa all'ex compagna di squadra. Punizione dunque per il Molfetta, ma Piccino fatica a rialzarsi. Si rialza adesso ex giocatrice della VIP. Caballero sul punto di battuta. Vediamo se chiama uno schema o se va in porta. Fischia l'arbitro. Caballero in porta, colpisce la barriera. Luna sulla ribattuta non riesce a coordinarsi. Lusileia ancora con tanta qualità. Piccino anticipa tutte. In banda da Caballero. Non c'è nessuna che attacca il secondo palo. Allora si va dietro da Piccino col mancino. Ancora Nicoletti. Calcio d'angolo. Parte dell'Ernia. Chiama Majewska in causa. Calcia Majewska! Super gol di Majewska. Ha pareggiato il Molfetta con un siluro del suo portiere. 2-2. Ha pareggiato la femminile Molfetta con un gran gol di Majewska. No, un'altra buona notizia per il Molfetta, il rientro in campo di Simona Ginosa 2 mesi e mezzo dopo il brutto infortunio al ginocchio capitatole a inizio febbraio. Torna in campo pronta a dare il suo contributo per queste 2 ultime gare stagionali. Diana Santos da Nicoletti, prova a chiudere il triangolo, una serie di rimpalli. Lusileia per Diana Santos. Majewska in calcio d'angolo. Pronta Diana Santos. Chiude Ginosa. Si resta lì. Ancora Diana Santos. Ancora l'imbucata. Stavolta Lusileia la prende ma non riesce a girarla verso la porta. Rinvio dal fondo. 8 minuti e 54 secondi per chiudere questo bel primo tempo. 2-2 il parziale. 2 volte avanti il Bitonto con Grico. 2 volte ha ristabilito l'equilibrio il Molfetta, prima con Ilenia Caballero, poi con Majewska. Brunigna. Diana Santos. Lusileia. Brunigna, è partita Lusileia. Castro anticipa le intenzioni e mette palla in corner. Batterà Diana Santos mentre torna anche Grieco. Brunigna calcia, non bene. Serie di rimpalli. Majewska. Castro. Ginosa. Torna indietro da Castro. Presenza numero 106 con la maglia della femminile Molfetta per Lencastro. Lusileia intanto da Brunigna. Diana Santos. Brunigna. Diana Santos. Grieco. Lusileia fermata per un attimo. Grieco, palla che si alza, Brunigna la mantiene in campo. Diana Santos. Giro palla del Bitonto. Lusileia, Brunigna. Grieco. Grieco non riesce poi dell'Ernia a far ripartire Ginosa. Rimessa Bitonto, batte Grieco all'indietro da Brunigno, la va a pressare Ginosa che per un attimo ruba la palla, poi non si accorge dell'arrivo di Lusileia. Allora Brunigna avanza lei, in banda c'è Lusileia, cerca la palla di ritorno per Brunigna, colpita però dal passaggio di Lusileia, non riesce a mettersi in moto qui. Castro. Calè, Castro. Ginosa. Castro.
pressa alto il Bitonto, il Molfetta fa un po' di fatica ad uscire, adesso Dell'Ernia trova il corridoio per Ginosa, pressata Diana Santos, rimessa laterale per il Bitonto. Grieco, Castro anticipa tutte, poi Ginosa va da sola, Diana Santos, Brunigna, 3 contro 2 del Bitonto, Lusileia è sola, Lusileia per Grieco, Castro! Miracolosa sulla linea di porta a salvare il Molfetta, Ginosa. Non riesce però ad andare verso la porta, Diana Santos, Grieco, ancora Grieco, ancora avanti il Bitonto, 3-2, tripletta per l'ex giocatrice della Lazio, mentre Ginosa non ce la fa a proseguire, va in panchina. Bitonto 3, Molfetta 2, ancora Alessia Grieco a riportare avanti la formazione di Guarino. Castro, Grieco anticipa Enrico, che poi è bravo a tornare in possesso del pallone, gira indietro per Castro, verticale per Calais, la brasiliana dalla sua connazionale. Brunigna intercetta e riparte, Enrico ruba palla, Calais, larga c'è Dell'Ernia, in avanti c'è Castro col taglio profondo, Dell'Ernia cerca la giocata in banda, si trascina però il pallone oltre la linea rossa, rimessa laterale Bitonto, 6 minuti da giocare nel primo tempo, dentro anche Alexandra Di Vincenzo. Con la pausa per asciugare le tavole del Palapoli, fuori Dell'Ernia, dentro Caballero. Si può finalmente riprendere. Torma, 6 minuti da giocare nel primo tempo, 3-2 Bitonto, Torma avanza, trova Grieco, la va a prendere alta Castro, Diana Santos alza la testa, studia il da farsi, arriva Grieco al rimorchio, Diana Santos in buca da Lusileia, sponda, bene, ancora per Grieco! Sono 4, Alessia Grieco, primo tempo magistrale della numero 20, 4-2 Bitonto, poker di Grieco. Gran giocata da pivot di Lusileia, che lascia lì un cioccolatino per Grieco, che poi è bravissima ad alzare la traiettoria del pallone per fare 4-2. Castro, Enrico, Castro, Calais, Castro, Lusileia intercetta, Enrico pressata da Diana Santos, resiste, Calais alza il pallone, Brunigna prima di tutto e Castro in zona tiro, cerca un controllo di troppo, ne ha la meglio però Diana Santos che riparte, giocatona di Diana Santos, palla in banda da Di Vincenzo, tutta la qualità della numero 7 del Bitonto, una che qualche mese fa ha vinto il mondiale. Eccola Diana Santos, Grieco, Diana Santos, ultimi 5 minuti del primo tempo, Castro per un attimo, Di Vincenzo in avanti dove non c'è nessuno, fuori Castro, dentro Piccinno, Calais, Piccinno, Caballero, detta il passaggio Enrico, Caballero si rifugia all'indietro da Calais, Enrico la mantiene in campo, non passa su Lusileia, tocca per ultima il capitano del Molfetta, la rimessa è del Bitonto. Adesso alza la pressione il Molfetta, Di Vincenzo, centrale da Lusileia, altro gran controllo di Lusileia, spalanca lo spazio per Alexandra Di Vincenzo che calcia, Maiesca respinge, Caballero butta lontano il pallone, fuori Grieco, dentro Nicoletti, Di Vincenzo,
Nicoletti, Diana Santos, cercata Lusileia, l'anticipo aereo di Enrico, poi non passa il pallone di Piccino, passa quello di Caballero, Di Vincenzo, Diana Santos, Nicoletti, Enrico in anticipo, ancora Enrico, ancora bravissima Nicoletti a leggere questo passaggio in anticipo, riparte solito Lusileia da Nicoletti, stop di Nicoletti, suolata per Diana Santos che ha poco spazio per calciare, il tiro non è potente e Maiesca respinge. Caballero poi, Enrico, 3:32 da giocare nel primo tempo. Molfetta 2, Bitonto 4. Calais, Enrico, Caballero, Piccino, Calais, punta Diana Santos, cambia banda dalle parti di Caballero. In velocità Caballero guadagna, rimessa laterale. Anzi, calcio d'angolo che batterà proprio Caballero. Lusileia anticipa tutti e riparte. Lusileia, Diana Santos, Nicoletti, avanza Lusileia, si gira Lusileia, Maiesca attenta sul suo palo a dirle di no. Diana Santos calcia, palla fuori. Nelle altre gare del pomeriggio di Serie A, avanti il Cagliari sull'Audace Verona, avanti la kick-off contro la Women Roma. Tornano in campo Molfetta e Bitonto, ultimi 2:48 del primo tempo, avanti di 2 il Bitonto, 4-2, 4 gol di Alessia Greco. Enrico, Pernazza, Calais, Pernazza, rimessa Bitonto, non d'accordo la panchina biancorossa. Cambia idea il signor De Lorenzo. Rimessa allora per il Molfetta. Calais, Pernazza, finta il destro, Diana Santos la contiene, Maiesca al lancio lungo ma non troppo alto, allora Brunini anticipa bene Enrico e va da Valenzano. Nicoletti, non messa benissimo qui la fase di pressione del Molfetta, Diana Santos ha tanto spazio, ragiona, va da Valenzano che passa il pallone a Brunigna. Diana Santos, Nicoletti, Brunigna, Diana Santos, Nicoletti, Brunigna, controlla il pallone e parte, poi calcia da centrocampo, Maiesca prima col piede, poi con le manone la blocca. 1 minuto 50 secondi dall'intervallo dentro la torre per la femminile Molfetta, il gioiellino della cantera biancorossa, classe 2007, contro la Roma, ha segnato il suo primo gol in Serie A, mentre Valenzano è a tu per tu con Calais, 3 contro 1 Bitonto, Valenzano va da sola e calcia, colpisce la traversa, Brunigna, ancora Brunigna, Maiesca allontana, Pernazza, in mezzo a 2 passa Enrico, la torre, Enrico, Nicoletti, in rimessa laterale, traversa del Bitonto, poco fa con la ripartenza di Valenzano. Maiesca, Pernazza, Calais, Maiesca,
fuori Calè, dentro Luna, la Torre, salta Brunigna, poi bella palla centrale, ma Molfetta era impegnato nella sostituzione Calè Luna, allora lì non c'era nessuna. Ultimo minuto del primo tempo, Nicoletti, Diana Santos. Confermiamo che nel primo tempo non abbiamo visto in campo Ghilardi, quindi altra assenza nel Bitonto oltre quella della squalificata Cenedese. Valenzano in avanti, cerca Diana Santos, Maiesca anticipa tutte, poi Luna, brutta palla di Luna per Enrico spazza via. Torma, Brunigna, Valenzano lascia lì per Nicoletti, passa Nicoletti, Valenzano direttamente fuori, però il suo passaggio non si intesa con Diana Santos. 31 secondi da giocare. Pernazza, Enrico, Pernazza, non passa il pallone per la Torre, Brunigna, Nicoletti, Diana Santos alza la pressione, Pernazza, allora si rifugia da Torma il Bitonto, avanza l'ungherese, Valenzano contro Luna, va a terra Valenzano, non c'è fallo secondo De Lorenzi. Enrico, ultimi 10 secondi, vediamo se il Molfetta se ne rende conto e prova l'ultimo tiro. Luna va via in banda, 3 secondi, calcia Luna in rimessa laterale, 2 secondi, allora bisognerà buttare la palla in the box e sperare nella deviazione vincente. La Torre da Luna, rimpallata. Finisce il primo tempo, Molfetta 2, Bitonto 4. A risentirci per i secondi 20 minuti effettivi.
Nuovamente in campo femminile Molfetta e Bitonto, si riparte dal 4-2 e dal vantaggio nero-verde dal poker di Alessia Greco. I gol di Caballero e Majewska invece per la femminile Molfetta. Riprende adesso la sfida, secondo tempo appena iniziato, con Castro che porta palla e va da Majewska. Subito in posizione avanzata il portiere della nazionale polacca, Dell'Ernia, cerca l'imbucata, tocca anche per ultima, rimessa a Bitonto. Con Torma, pressata da Calais, ma un po' in difficoltà, riesce a cavarsela. Diana Santos, Grieco. Diana Santos, adesso il Molfetta sembra aver alzato decisamente la pressione rispetto al primo tempo. Dell'Ernia, Castro Enrico, Castro, Dell'Ernia da Enrico, Torma, poi Brunigna, ancora Diana Santos. Dell'Ernia intercetta, è buona per Calais questa palla, la suola per Dell'Ernia che ce l'ha sul mancino, calcia, poi rimpallo, si impegna ma non mantiene in campo il pallone l'ex giocatrice del CMB. Torma pronta al rinvio. Grieco, Calais per un attimo, poi Brunigna, poi Dell'Ernia, un po' di confusione. Dell'Ernia va da sola ancora, però finisce il campo a sua disposizione. Torma da Brunigna, non perde tempo il Bitonto e attacca. Diana Santos, Brunigna, il rimorchio di Diana Santos, finta, poi palla per Lusileia, imprecisa, rimessa Molfetta. 1 minuto 21 secondi andati via. Dell'Ernia, centralmente c'è Castro che avanza, ha visto Calais e la servita. Calais secondo palo, Diana Santos, ancora una grande diagonale difensiva della numero 7 del Bitonto. Brunigna, Grieco, avanza il piccolo trotto, poi torna indietro a Diana Santos. Lusileia, pressione Castro, ruba palla alla connazionale, poi Brunigna per un attimo. Diana Santos, Brunigna di prima, la blocca Majewska. Calais, rimessa laterale per il Bitonto. Tocca a Lusileia, Castro lascia scorrere, rimessa stavolta per il Molfetta. Dell'Ernia, in avanti cerca Enrico, su di lei c'è Grieco, Enrico ragiona e va da Dell'Ernia. Dell'Ernia bene da Calais, secondo palo per Enrico. Grieco, non vale come quinto gol personale ma quasi, grande chiusura. Calais, scucchiaia per Castro, di prima intenzione, palla fuori, non trova la porta. Pronta Torma a rimettere in gioco il pallone da Lusileia. Movimento di Brunigna, premiato. Indietro c'è Diana. Grieco, Diana Santos. Lusileia. Brunigna, punta Enrico, parallela, intelligente per Grieco. Calais protegge l'uscita di Majewska che poi ha poche soluzioni per rinviare il pallone. Allora va al lancio lungo per Castro. Lusileia ci mette la testa, rimessa laterale per il Molfetta con Castro che cerca l'imbucata per Dell'Ernia. Ancora una volta Diana Santos ha capito tutto. Grieco, Brunigna, quella è zona tiro per lei, ci prova Brunigna, Majewska con le ginocchia quasi, poi Grieco colpisce Castro. Diana Santos, Grieco, Diana Santos chiede la pressione alta, mister Iessi, Bitonto torna da Torma. Lusileia, pressata da Enrico, si allacciano le due, non c'è fallo, tiene palla ancora Lusileia. Diana Santos, Torma, palla profonda per Grieco, fermata da Castro in rimessa laterale. Diana Santos chiama Torma e passa il pallone proprio al portiere ungherese. Centrale da Lusileia, di prima per Brunigna. Brunigna, la scivolata di Calais che ruba palla, poi prova a partire, Lusileia la ferma. Lusileia, Lusileia, Lusileia
col piede Maiesca. Castro evita la rimessa laterale ma non perfeziona il disimpegno perché serve il pallone a Diana Santos che pizzica la traversa con un tiro potentissimo. Rinvio dal fondo per il Molfetta vicino al quinto gol della serata il Bitonto con Diana Santos. Enrico Castro Dell'Ernia, fermata da Grieco. Calè si appoggia ad Enrico, cambia banda ma non si intende con Castro che applaude l'idea della compagna. Riposo per Lusileia dentro Susi Nicoletti. Grieco a breve i primi cambi anche per il Molfetta in questa ripresa. Torma lancia lontano, Dell'Ernia ci mette la testa a Brunigna a rimbalzo. Brunigna fermata da Enrico, poi Calè insegue il pallone che però termina fuori. Allora la rimessa è ancora per la compagine ospite che giocherà le partite casalinghe dei playoff proprio al Palapoli di Molfetta, mentre Dell'Ernia intercetta e parte. Dell'Ernia, Torma allunga le mani e la mette in corner. Buon break di Dell'Ernia mentre Mister Riessi è pronto a cambiare il quartetto per Nazza, Piccino, Caballero, Luna. Batte Calè il calcio d'angolo. Dell'Ernia, Calè in buca. Torma attenta sul suo palo, anticipa Enrico. Calè, Dell'Ernia calcia. Torma in spaccata determinante. Diana Santos da casa sua, palla fuori ma non di molto. Castro, Dell'Ernia, 5 minuti andati via in questa ripresa. Dell'Ernia cerca il tracciante per Enrico, intercetta Calè. Castro evita la rimessa, il Molfetta si complica un po' la vita. Poi Brunigna tocca in rimessa laterale, la batterà proprio Ellencastro. Enrico, per lei invece la presenza numero 70 con la maglia biancorossa. Castro, bella palla per Enrico, un po' troppo profonda. Enrico non ci può arrivare. Grieco, sempre alta la pressione del Molfetta. Nicoletti, Diana Santos alza la testa, torna da Nicoletti che torna a Diana Santos. In banda Brunigna, prova ad andare via. Dell'Ernia in rimessa laterale. Vediamo se ci sono adesso i cambi nel Molfetta. No. Aspetta un attimo Mister Riessi. Pronta anche Valenzano nel Bitonto. Nicoletti corpo a corpo. Calè ruba palla. Castro, Enrico, Castro lascia per Calè. Eccola Castro. Calè va da sola, passa su Nicoletti, non su Brunigna. Poi fortunata nel rimpallo l'ex giocatrice della Lazio. La rimessa è proprio per il Bitonto. Rientra anche Lusileia oltre a Valenzano. Torma non trova Valenzano. Fuori Calè, dentro Caballero. Primo cambio della ripresa del Molfetta. A breve Luna, Piccino e Pernazza. Caballero, Castro, Enrico. Castro, Dell'Ernia, Castro, Caballero, 1 contro 1 con Nicoletti. Prova a partire Caballero, allarga da Castro. Cerca Caballero, non la trova, riparte Nicoletti per Lusileia. Valenzano torna indietro sulla pressione di Caballero. Nicoletti, palla in avanti per Valenzano, è una buona idea. Ancora però una volta è un filino troppo lunga, Valenzano non ci arriva. Dell'Ernia avanza palla al piede, torna indietro da Castro. Poi Luna, primo pallone toccato dalla ripresa nella giocatrice catalana. Fermata Dell'Ernia, sarà rimessa laterale. Dell'Ernia lascia la battuta a Luna. Dell'Ernia chiude il triangolo per Luna. Il rimpallo torna buono a Caballero. Castro, Luna pressata da Grieco che ruba palla. Poi Castro, Caballero prova a velocizzare. Luna all'indietro da Valenzano. Grieco bene da Lusileia. Lusileia Maiesca la tocca in calcio d'angolo. Paratissima del portiere biancorosso.
calcio d'angolo Grieco, che però ha bisogno del pallone per poter battere questo corner, lo va a recuperare e poi chiama lo schema Lusileia. Grieco cerca proprio Lusileia, rimpallato in rimessa laterale. Sale Torma per ricevere questo pallone, lo allarga bene da Grieco che arma il destro, colpisce in pieno Castro. 12 minuti 31 secondi da giocare. Molfetta 2, Bitonto 4 al Palapoli. Grieco la battuta del corner, lo gioca all'indietro da Nicoletti, ancora Grieco, anticipata da Castro. Sale nuovamente Torma, riceve, gira, Lusileia, gran palla per Nicoletti, Grieco, Maiesca chiude, l'ha fatta girare alla grande qui la palla il Bitonto, facendo ruotare la difesa del Molfetta e creando un grande pericolo alla porta di Maiesca. Ancora angolo per Grieco, cerca Valenzano, anticipata da Castro, poi Pernazza si impegna, ma Lusileia in netto vantaggio e protegge l'uscita di Lilla Torma. Nicoletti si gira, Grieco non passa, anzi sì, poi Castro cerca la magia, palla alta sopra la traversa, fuori Castro, dentro Piccino nel Molfetta all'alba del 9° minuto di questa ripresa. Susi Nicoletti, Lusileia converge verso il centro, è partita Grieco, Lusileia l'ha vista ma non riesce a trovarla. La partita alle spalle di tutti, Grieco totalmente persa dalla difesa del Molfetta, il passaggio però non era controllabile. Piccino, Pernazza, Caballero contro Nicoletti che mette il fisico davanti, resiste Nicoletti e mette palla in rimessa laterale. Posizione importante, quasi un calcio d'angolo per il Molfetta. Batte Piccino, lascia lì a Pernazza che prova l'imbucata, fermata da Nicoletti, si resta lì, batte veloce per Luna che calcia, fuori di pochissimo. Nicoletti, Grieco, Nicoletti, Lusileia, sposta palla e parte, Lusileia cerca Valenzano, la trova, prova la giocata Valenzano, Piccino in anticipo, ruba palla. Luna, poche idee, torna indietro da Piccino, poi Pernazza, chiedeva palla a Caballero, Pernazza si complica la vita, Grieco, stavolta sbaglia. Vicina al quinto gol Alessia Grieco del Bitonto è personale. Luna ha visto Caballero, l'ha vista anche Lusileia che intercetta. Lotta Luna, la meglio Grieco per Lusileia, Maiesca in spaccata, salva il Molfetta, adesso sta un po' sbandando la formazione biancorossa. Richiama Castro Mister Iessi e richiama anche Enrico e Calè. Rimessa per Nicoletti, cercata Grieco, palla un po' arretrato, Grieco allora deve tornare da Torma, pressata da Caballero, ancora Grieco, 4 contro 3, Grieco in banda, Piccino anticipa Nicoletti. Pronta a ricambiare il quartetto Mister Iessi. Batte Nicoletti, occhio a movimento di Lusileia, premiato, poi Lusileia lascia scorrere il pallone per Torma. Lusileia centralmente, Nicoletti non controlla, poi in qualche modo serve Grieco il pallone. Nicoletti, la prende Caballero, Nicoletti prova a partire, però non c'è spazio per andare via. Rimessa per il Molfetta, rientra Brunigna. Pernazza va da sola, Pernazza bene da Caballero, si gira Caballero, palla buona per Luna, arriva Torma in vantaggio in anticipo su Pernazza. Questa poteva essere una grande occasione per il Molfetta, ma Luna ha ciabattato il mancino e Valenzano è partita, cerca la trivela, Piccino chiude in rimessa laterale.
Fuori Caballero, dentro Calais. Diana Santos. Nicoletti. Diana Santos. Brunigna. Diana Santos. Valenzano. Calcio d'angolo. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. Il punteggio non è cambiato rispetto all'intervallo. Molfetta 2, Bitonto 4. C'è stata la traversa di Diana Santos. Un paio di grandi parate di Majewska. 2 occasioni anche per il Molfetta, ma si rimane sul 2-4. Diana Santos si gira, poi non trova il pallone sul secondo palo. E allora sarà rimessa laterale per la femminile Molfetta con Arianna Piccino. Gira da Calais. Centralmente Luna offre una linea di passaggio. Cercata questa soluzione. Luna avanza. Luna ancora da Calais. Troppo lungo il passaggio. Rimessa dal fondo per Torma. Continua a chiamare la pressione alta Mister Iessi. Brunigna. Valenzano non si gira sulla pressione di Pernazza. Allora ancora Brunigna. Valenzano chiude il triangolo. Brunigna la mantiene in campo. Passa Brunigna, poi va a terra. Non c'è fallo. Colpita Brunigna da Pernazza. Un po' di ribatti e ribatti. La palla resta ancora in gioco. Alla fine Calais prova a lanciare Piccino, che non può mai arrivarci. Fuori Pernazza, dentro Castro. Rientra Grieco per Valenzano. Diana Santos. Brunigna. Nicoletti. Diana Santos. Brunigna. Pressata da Calais. Palla un po' pigra. Diana Santos all'indietro. Torma. Lancia lungo. Cercando Grieco, che non riesce però a coordinarsi. Rinvio dal fondo. Castro. Piccino. 8:23 da giocare. Avanza Piccino. È partita dell'Ernia cercata. C'è Brunigna in anticipo. Castro. Calais. Dell'Ernia. La tiene in mezzo a 2. La tiene ancora Dell'Ernia. Resiste Dell'Ernia alla grande. Poi cerca Calais, che non riesce a controllare. Bella giocata qui di Gaia Dell'Ernia. Le è mancato l'ultimo passaggio. Grieco. Cambia banda dalle parti di Brunigna. All'1 contro 1 non passa su Dell'Ernia. Arriva il time out del Bitonto. Sette minuti e 57 secondi da giocare in questa gara. Molfetta 2, Bitonto 4. Si torna in campo dopo il time out chiamato da Mister Guarino, con Brunigna che batterà la rimessa laterale. Grieco. Diana Santos. Nicoletti non controlla. Rimessa laterale Castro. Enrico. Castro. Dell'Ernia. Castro. Calais. Partita dell'Ernia. Intercetta Diana Santos. All'indietro c'è Grieco. Alza la testa. Torna da Brunigna. Si risistema il Bitonto. Brunigna. Nicoletti in mezzo a 2. Non passa su Castro. Tocca anche per ultima. Rimessa Molfetta, che oggi saluta il pubblico amico. L'ultima gara casalinga della stagione. Molfetta che chiuderà la regular season e quindi il suo campionato domenica prossima nella gara contro il Montesilvano.
Montesilvano che sta perdendo 4-0 ad Altamura, quindi sarebbe, se così finisse questa gara, retrocesso in Serie B. Bitonto invece nel prossimo turno ospiterà il Cagliari di mister Moreno Giorgi. Va a terra Enrico, non c'è fallo secondo l'arbitro. Cagliari che sta vincendo 1-0 con in Verona continua a credere al sogno playoff la formazione sarda, mentre Castro anticipa tutte e fa partire Calè. 3 contro 1 del Molfetta. Calè avanza, Calè da Dell'Ernia, chiude il secondo palo, la palla è fuori per Enrico a porta vuota. Torma in spaccata paratissima di Lilla. Torma come un felino su quel pallone. Dell'Ernia, Castro arma il destro, Torma ancora in spaccata. Dell'Ernia, Castro, Majewska alza la testa, palla che non si impenna come avrebbe voluto. Grieco, Castro anticipa Brunigno per Marfil Enrico che calcia ancora. Torma determinante nell'ultimo minuto, è partita Brunigna 2 contro 2. Brunigna passa su Dell'Ernia, poi la rallenta Dell'Ernia e in qualche modo porta a casa anche la rimessa laterale. Pronto un cambio nel Molfetta anche tra i pali, dentro Boukaleb, fuori Majewska breve. Castro colpisce in pieno volto Nicoletti. Enrico, Castro, Dell'Ernia di testa, Enrico non ci arriva. Diana Santos protegge la rimessa laterale che è per il Bitonto. Quinto di movimento Lusileglia adesso per tener palla probabilmente mister Guarino. Pronto il time out in casa Molfetta. Ovviamente il Bitonto avanti di 2 non ha alcun tipo di intenzione di accelerare il ritmo. Il Molfetta allora decide adesso di andare a pressare alto. Lusileglia di testa in rimessa laterale. Arriva il time out, no, cambia idea il Molfetta, un po' di confusione. Castro calcia, non c'è il portiere, palla fuori di pochissimo. Adesso mister Iessi un po' arrabbiato con le sue, vuole questa pressione alta a tutto campo. Dentro Boukaleb per Majewska, Grieco, 5 minuti da giocare. Torma va a prendersi il cambio di Lusileglia. Ovviamente il Molfetta accetta il rischio. Grieco, avanza lei, Lusileglia all'indietro, Diana Santos. Il Molfetta deve recuperare tutto questo campo adesso. Nicoletti, Diana Santos, Diana Santos da Grieco, c'è Enrico sulle sue tracce, torna indietro la Diana Santos con personalità. Il Bitonto gira palla nella propria metà campo. Diana Santos trova il corridoio per Nicoletti e il conseguente 2 contro 1. Nicoletti da Lusileglia, Lusileglia dietro da Grieco, ancora Nicoletti in buca. Enrico in rimessa laterale. Diana Santos, Grieco, ovviamente il Bitonto abbassa nuovamente il ritmo e il baricentro, vuole che il Molfetta vada a pressarlo per sviluppare le ripartenze e le superiorità numeriche. Grieco da Diana Santos, il Molfetta aspetta, adesso va in pressione Dell'Ernia ma c'è un corridoio per Nicoletti, poi Grieco, a spazio Grieco, torna indietro da Diana Santos. Magistrale gestione qui del Bitonto. Bitonto che continua con Brunigna all'indietro a Diana Santos. Grieco, Nicoletti perde palla, poi Calè, qualcosa da ridire a Brunigna. Caballero non passa su Grieco che avanza. Grieco in mezzo a 2, Caballero le sporca il pallone in rimessa laterale.
Rientra Lusileia con la maglia nera. Diana Santos, Brunigna, Diana Santos, Brunigna, centralmente da Nicoletti, avanza lei, Grieco, palla difficile, la tiene in campo, torna indietro da Diana Santos, il Molfetta ha nuovamente tutto il campo da percorrere. Diana Santos, Brunigna, fermato da Caballero, la rimessa del Molfetta, Brunigna batte dell'Ernia, non c'è il portiere e calcia a porta vuota sul fondo, vicino al 4-3 del Molfetta. Ovviamente questo è il rischio di giocare senza il portiere. Lusileia supera il centrocampo, lotta con dell'Ernia, poi Calais, da Bocaleb, prova col destro che non prende lo specchio però. Lusileia fuori dentro Torma. 2:39 da giocare. Lancia lontano Torma, Castro lascia scorrere e Bocaleb chiude su Grieco. Era tutta sola. Calais da Caballero, 1 contro 1 con Nicoletti, è partita Castro, gran palla di Caballero per Castro che arma il destro, diagonale sul fondo con deviazione, non secondo il signor Carnazza, sarà rinvio dal fondo per il Bitonto che ha 2 minuti e 26 per gestire questi 2 gol di vantaggio. Grieco, adesso sembra non esserci più la soluzione mentre è caduta Diana Santos, Caballero prova ad approfittarne, va a terra, non c'è fallo, Torma lontano da Brunigna. Controlla col petto, calcia male. Bocaleb. Castro. Calais. Caballero. Fermata in rimessa laterale da Diana Santos. Ultimi 2 minuti. Adesso sembra essersi esaurita la scelta di giocare con il quinto di movimento da parte di mister Guarino. Lei è in campo sì, ma con la maglia bianca. Bocaleb cerca una compagna libera, non la trova, sbaglia il rinvio Torma. C'è il cambio, ma è di Valenzano adesso con la maglia nera, non più Lusileia, colpisce in pieno intanto Diana Santos. Calais stava sicuramente meglio prima l'ex giocatrice del Benfica. Si riprende, ultimi 146 secondi di gara. Diana Santos, Brunigna, pressata forte da Caballero, Grieco di prima, imprecisa stavolta, uno dei rari errori del pomeriggio di Alessia Greco. Piccinno, rientra Torma velocemente tra i pali. Castro, Piccinno, Caballero, chiede palla, Piccinno torna invece da Castro. Rimessa Molfetta. Caballero, 1 contro 1 con Diana Santos che le sporca il pallone, poi Lusileia, poi Grieco, avanza Grieco, fermata da Calais, non c'è fallo, rimessa laterale. Rientra Valenzano con la maglia nera. Diana Santos, Brunigna, Diana Santos torna indietro, Caballero va in pressione, Diana Santos con grande tecnica serve Lusileia, 3 contro 2 potenziale del Bitonto. Grieco, vediamo se torna indietro. Cambia banda per Brunigna, brutta palla, è persa dal Bitonto. Valenzano adesso va lei tra i pali, Castro pensa al destro, poi ci ripensa Piccinno, 3 contro 1, Piccinno da Calais, Calais fuori da Caballero, Caballero sul fondo, il Molfetta ancora una volta poco preciso nell'area di rigore del Bitonto. Rinvio dal fondo per Torma. Brunigna, Diana Santos è sola e avanza. Brunigna imbucata, Bocaleb determinante, poi Piccinno prova a far correre Caballero. Diana Santos per un attimo, Caballero, 36 secondi da giocare, Caballero dietro da Castro, controlla, Caballero in banda, va da sola, scivola, poi trova un no, la deviazione di Diana Santos, palla fuori, 28 secondi. Brunigna, Diana Santos in mezzo a 2, passa ancora Diana Santos, Lusileia, Grieco, Bocaleb determinante su Grieco, poi Lusileia,
Bocaleb ancora da terra, Lusileia, Bocaleb in qualche modo la palla resta lì, Calè da Caballero, 4 secondi, vediamo se il Molfetta si regala l'ultimo tiro della partita con Castro, palla alta sopra la traversa, finisce qui, suona la sirena, scorrono i titoli di coda su femminile Molfetta Bitonto che finisce 4-2 per il Bitonto, partita molto molto bella e divertente. È stato un onore per me potervi raccontare le partite casalinghe della femminile Molfetta. Vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento è sul canale YouTube della Divisione Calcio A5 per le grandi emozioni di questo sport per l'ultima giornata e per tutti i playoff scudetto. Grazie ancora e buona serata a tutti.